Acchiappa l'idea! Oggi andiamo avanti con il nostro presepe di sughero. Bentornati amici ed amiche qua su Acchiappa l'idea. Il tempo è poco, quindi bando alle ciance, andiamo avanti con il nostro presepe di sughero. Quindi adesso la cosa che voglio fare per prima è quella di capire se riesco a installare queste lucette che vanno a batteria, a pile. Poi ci sono vari tipi qua di luci, a me piacciono quelle fisse, devo dire. Sono luci LED bianco calde, quelle più economiche, e la mia idea è quella di aprirle. Vedete come sono ugualmente distanziate, ma aggiungendo dei fili, stando attento di ricollegare lui a lui, potremmo riuscire appunto a distanziarle maggiormente e poterle mettere dove ci interessano poi senza che vadano nei punti sbagliati. Quindi troveremo una soluzione e ve la faccio vedere. Poi dopo bisogna andare a stuccare, intonacare qua tutti i pezzi e creare qualcosa che ci convinca. Ok, vedete, ho fatto il primo collegamento. A cosa serve? Serve a allontanare le luci un gruppetto dall'altro. Quindi farò dei gruppi di luci, questi due per dire andranno poi messi qua davanti, nascosti, e allungando il filo qua in mezzo poi posso portare il restante dietro. Quindi con le luci spente, qui ho staccato le pile, ho creato questo filo della lunghezza che mi serve, l'ho spelato e adesso luci spente, appunto, vado a tagliare, poi si spelano entrambi i fili, quello da una parte e quello dall'altra. Il filo giallo l'avevo già spelato. Poi si trovano queste guaine che sono delle guaine termorestringenti, quindi se ne prende un pezzettino e lo si infila dentro a uno dei fili e lo si va a collegare in questa maniera. Io faccio che accoppio i fili, li arrotolo bene, stretti, così, poi piego i fili da una parte in questa maniera, vado a coprire con la guaina così e poi con l'accendino lei, scaldandosi, si ritira e si appiccica un pochino al filo, fa l'equivalente del nastro isolante, però in una maniera che secondo me è un po' più comoda. Quindi adesso andiamo a collegare l'altro filo qui, però prima infiliamo sempre la guaina nel filo, o il filo nella guaina in realtà, poi arrotoliamo i due fili così, pieghiamo il filo arrotolato, quello scoperto, su uno dei due fili e andiamo a coprire tutto con la guaina a questo punto. Ok, controlliamo che il collegamento sia venuto bene. Esatto, si accendono. Vi consiglio di non tagliare contemporaneamente entrambi i fili, ma fare prima una coppia di fili e poi l'altra coppia. Cioè, se io taglio questo e giungo questo, sono sicuro che questi due fili saranno collegati. Se io faccio invece così con le forbici e taglio entrambi questi due fili, dopo ho 4 capi da collegare e rischio di fare confusione. Quindi una coppia di fili alla volta, facciamo così, si va a collegare tutto. Adesso faccio un po' i conti e raduno le luci in mucchiettini
per disporle poi dietro. Bene, come vedete ho radunato le luci in gruppetti da circa 4, 5, 6 e le ho distanziate aggiungendo coppie di fili fra ogni gruppetto di luci, in modo da poi riuscire a metterle. Penso che ne metterò un paio di gruppetti qui, poi forse uno qua dietro, questo qua, poi uno qua nascosto, uno che va a essere dietro a questa finestra, un altro lì, poi ce n'è due qua sopra e due qua sotto. Ma adesso vado a stuccare e intonacare. Che paste uso? Utilizzerò un impasto di gesso e sabbia già colorato con questo colorante universale da muro, che è quello che si usa per fare le tinte delle pareti, ecco. Quindi utilizzerò questo. Se non l'avete va bene anche l'acrilico. La comodità di questo è che già colora pastello, quindi con gesso, acqua Vinavil e sabbia vado a fare le parti con i mattoni, e poi vado invece a fare con dello stucco, della segatura e delle tinte invece più panna, le parti invece qua di muro, di intonacato, ecco. Dopo una notte vedete come si sono asciugate le varie paste e i colori si sono schiariti, in particolare quelli dati con il gesso. Questo era molto più scuro, adesso è quasi un grigio intermedio, diciamo. Quindi come passaggio ora dobbiamo andare a differenziare le tegole e i mattoni, e quindi andandoli a fare uno un pochino diverso dall'altro, utilizzando anche qua degli acrilici, vanno benissimo. Vedete come sono andato a differenziare sia i mattoni del muro sia quelle specie di tegole del tetto, cercando di renderle un po' disomogenee. Ecco, contate sempre che una volta che si asciuga torneranno a schiarirsi, quindi magari possiamo fare una passata, poi vedere come ci piace, se ci piace, e nel caso aggiungere un altro strato di colore più scuro. Bene, facciamo asciugare, poi vediamo. Bene, adesso andiamo a fare velocemente le pavimentazioni qua di dove ci sono i gradini e delle basi. Penso che farò un impasto con un po' di questa terra, un po' di ghiaietta così, e poi del gesso, un po' di sabbia, del Vinavil e dei colori acrilici tipo color grigio. Anche qua cercate di non fare un colore proprio omogeneo, ma di differenziare un po' le zone. Ovviamente qua in mezzo mancano ancora tutte le parti con il sughero e il muschio che andranno a riempire tutti i vuoti che abbiamo adesso. Ora vado a studiare come far passare un po' le luci.
Ok, adesso ho sistemato le luci nei punti in cui si incastrano col pavimento. Andiamo a colorare il pavimento, perché il resto delle luci sarebbero poi da installare qua dietro e ho pensato che tanto vale farlo una volta che avrò fissato in maniera definitiva questi qua sopra, ma è ancora presto. Quindi adesso una pasta un po' qualunque, giusto da rendere un po' più color terra qua appunto il pavimento. Questo qui è l'oggetto tutto dipinto, in realtà il davanti è questo. La parte della capanna, della grotta, l'ho fatta un pochino più gialla, come potete vedere, perché ci aiuta a rendere un pochino più caldo l'ambiente e poi dopo magari ci metteremo un po' di pagliuzza. Adesso questo pezzo qui lo dobbiamo lasciare asciugare bene, quindi possiamo spegnere le luci e almeno una notte che si deve proprio asciugare del tutto. A questo punto voglio migliorare un po' l'effetto qua sulla ringhiera, che voglio fare tipo effetto ferro arrugginito, e quindi penso che farò sia qua dove ti si appoggia che qua sotto con un nero argento, nel senso che metterò un pochino di questo argento e un pochino di nero per fare appunto questo color canna di fucile che poi dopo andremo leggermente ad arrugginire. Bene, è passata un'altra notte, vedete che si è asciugato ulteriormente e i colori si sono sempre attenuati. Quando il gesso e lo stucco si asciugano si schiariscono. Questo era molto più scuro. Adesso vado a colorare con l'effetto ruggine qua le ringhiere, queste due qui. Userò questi due colori qui che sono un terra di siena bruciato e un terra di siena naturale per dare appunto l'effetto ruggine a pennello asciutto, quindi scaricando molto colore. Per dare il pennello asciutto è comodo questo pennello qui che ha le setole un pochino più rigide piuttosto che quelli con le setole morbide. Quindi adesso rapidissimamente vi faccio vedere. Ecco fatto. Vedete qua l'effetto che si è ottenuto, mi sembra accettabile. Adesso, sempre a pennello asciutto, ma con delle tinte bianco panna, andiamo a fare qua i mattoni sopra, quelli del tetto. Adesso vado a dare qua sui gradini un altro pochino di scuro. Io uso qua due acquerelli che sono un grigio e questo qua che è un seppia che fa tipo un effetto verde, tipo come ci fosse della muffa. E gli vado a dare un po' diluiti perché sono molto intensi. Se non avete gli acquerelli va bene anche degli acrilici. Bene, adesso andiamo a mettere il fugante qua negli spazi fra i mattoni. Cos'è il fugante? Andiamo ora a stuccare qua le fughe. Vedete che al momento sono vuote, diciamo. Lì ci metteremo una pasta fatta appunto dal fugante. Esiste, pare, il fugante Jasmine che dovrebbe essere beggiolino,
In realtà io devo ancora trovarlo, appena lo trovo lo sperimento. Questo qui è del cemento bianco, è un fugante bianco, è quello che si usa per le mattonelle del bagno, costa un paio d'euro, 1 chilo per intenderci. Vado a crearmi un mistone fatto da del cemento, della sabbia, un po' di polvere e, dato che l'ho trovato, anche questo ossido marrone che è tipo polvere marrone, un attimo per inscurire la polvere e non avere proprio una cosa bianco troppo acceso. Bene, abbiamo ottenuto questa polvere qua mista che è un pochino più scura del bianco di partenza. Adesso l'andremo a mettere sopra, per esempio qua, e poi a spennellare l'eccedenza. Bene, e anche per oggi è tutto, siamo andati abbastanza avanti, vedete si è già un po' asciugato qua il nostro fugante, sono abbastanza soddisfatto di come sta venendo, vedete che ho già ricomposto il presepe, ho aggiunto le statuine, ho aggiunto anche questa fontana, anche di questa trovate poi il tutorial già realizzato sul canale e sono abbastanza soddisfatto. Ovviamente manca il sughero, il muschio e l'installazione delle luci, perché al momento abbiamo solo questa qua infilata qua dentro, queste due che dovrebbero andare qua dietro e queste qua che saranno poi da mettere qua dietro alle finestre che devo ancora realizzare. E adesso vi faccio vedere un po' di riprese da vicino, ma prima volevo ricordarvi che questo weekend sono a fare la seconda parte dei mercatini di Natale, quindi se passate in zona Bologna sono vicino all'uscita Interporto, comunque vi lascio qua il volantino di fianco, il posto si chiama Borgo di Gani e se volete vedere i miei presepi dal vivo lì c'è qualcosina esposto nella mia bancarella. Poi il mio presepe nella radio invece è in rassegna a Bologna, in San Giovanni in Monte, insieme ad altri circa 30 presepi, e se vi va di andarla a vedere fino direi al 7 gennaio la mostra è aperta direi tutti i giorni. Volevo anche ringraziare Maria Paola di Foligno che mi ha offerto una birra con il link che trovate qua sotto in descrizione e ha scelto di sostenere il canale e i nostri progetti. Ok, adesso qualche ripresa vicina e poi noi ci vediamo nella prossima idea creativa, magari con la fine di questo progetto. Ciao!